sa che mi faccio la doppia H. Murubutu, ben ritrovato, bentornato a Doppia H. È un bel po' che non ci vediamo, il contesto è molto diverso. Per fortuna è cambiato. Per fortuna è cambiato. Siamo più sereni tutti esatto, quanti. ci vediamo non solo in faccia, ma proprio siamo molto vicini. Sono davvero contento di averti qua. Non credo di averti fatto la prima domanda di Doppia H l'altra volta, che non c'entra niente con il tuo disco, non c'entra niente con l'hip hop, che è qual è il tuo piatto preferito? Beh, io penso che sia il polpo con le patate. Io proprio una droga irrinunciabile. Una droga al punto che lo sai cucinare? Ma assolutamente Bravo. no. Per questo ecco, no, perché sennò saresti autosufficiente e sarebbe pericolosissimo. Forse non sarebbe più una droga a quel punto. Esatto, si rischia l'overdose, tra l'altro. Dici. Si parte sempre da qua, no? Perché insomma, chi affronta il percorso del rap porta con sé un'immagine che parte dal nome, se vuoi, no? E che poi in realtà è legata molto anche alla persona che si è. È un paradosso, però quasi nessun rapper rappa con il suo nome e cognome, però raccontano molto di più di sé i rapper che non la stragrande maggioranza dei cantanti, cantautori compresi. Questo disco qua, che ci porta nella vita segreta delle città, di storia ne racconta tante e lo fa attraverso quello che viene nominato come genius loci proprio nel disco, e in realtà si fa capire, trasmette moltissimo di come partendo tutti nel momento della nascita come umanità, come esseri umani, si possa essere portati a vivere storie diversissime. Alcuni passaggi sono commoventi, altri sono sorprendenti, altri li sentiamo più prossimi. Posso chiederti a livello emotivo com'è stato scrivere quei brani? Beh, insomma, chiaramente dietro c'è una grande elaborazione, soprattutto c'è un po' di ricerca, tanta lettura, diciamo. A livello emotivo, è poi l'emozione che mi guida sempre, che è l'ago magnetico che mi porta a scrivere di qua e di là. E quindi è stato molto coinvolgente, soprattutto in quelle che trattano le tragedie fondamentalmente, però anche non solo, perché come diceva Calvino nelle città invisibili, alla fine non ce ne rendiamo conto, ma a volte sono proprio le città le protagoniste, non lo sfondo. E quindi questa cosa qua un po' disorienta, ma nello stesso tempo è estremamente suggestiva, evocativa, inebria, diciamo, da un certo punto di vista. Mi è capitato di vedere delle metropoli ultimamente e in un qualche modo mi hanno fatto riflettere molto. Tra l'altro, a proposito di Metropoli, c'è un brano che ovviamente per chi ascolta hip hop, per chi fa rap, diventa un po' uno dei brani più attesi del disco, che è quello dedicato a New York. In realtà è un brano enormemente decadente, e che porta con sé l'immagine della dipendenza, che porta con sé un'immagine post-bellica, drammaticamente attuale. Immagino, per chi comunque come te vive la cultura dell'hip hop come qualcosa di importante, mettersi a misurarsi con un brano su New York in un disco dedicato alle città abbia rappresentato un momento di come tratto questa città. Com'è che ne è uscito questo ritratto? Allora, guarda, è una riflessione interessante. Io in realtà, come sai, ho un approccio narrativo e la narrazione va ovunque vuole, a prescindere insomma dai punti di riferimento di una cultura come l'hip hop, nel senso New York è, possiamo dire, la capitale mondiale dell'hip hop. Io faccio letteratura, la distruggo completamente e la riempio di di zombie in cerca di questa neurosostanza. È ispirato a un racconto di Mubi, che è insomma un'avanguardia, possiamo dire, nella letteratura statunitense. E però, come dici tu, gli ho dato una lettura un po' più prossima a quella che è la contemporaneità geopolitica. Cioè, sostanzialmente, una cosa che mi ha sempre colpito è questo ragionamento qua. Noi siamo cresciuti nel mito atlantico, cioè dello strapotere degli Stati Uniti, che sembrava impossibile da scalfire. Invece adesso ci avviciniamo sempre di più, come avviene nella storia, ai grandi imperi, alla sua decadenza. E quello a cui stiamo assistendo adesso è palesemente il canto del cigno. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma ci sarà questo declino definitivo, e quindi sai che la fantascienza è sempre più avanti e quindi si confronterà con una decadenza in cui verrà sostituita da nuovi assetti geopolitici e New York non sarà più la città più grande e potente del mondo.
Oltretutto, un periodo storicamente strano, perché non è solo una questione di perdita di potenza, ma anche di perdita di credibilità come punto di riferimento culturale, se vogliamo, no, e politico. Per cui una volta, cioè siamo cresciuti in un mondo, generazionalmente parlando siamo vicini, il che è bellissimo, nel fatto che tu sia un rapper e ormai i rapper possano avere una credibilità anche a una certa età. Siamo cresciuti in un mondo in cui chiaramente c'era un buono e un non buono, o almeno c'era una narrazione di un buono e un non buono. Ora dalla parte del buono c'è il delirio, e quindi recentemente parlavo con un artista che abita a New Orleans e mi ha detto: non so se ti rendi conto che al netto dei giudizi morali noi stiamo vivendo nell'epoca più assurda che sia dei tempi moderni. Guarda, sintetizzandola, potremmo dire: gridavamo tanto fuori l'Italia dalla NATO, ma adesso la NATO praticamente ci sta Esatto, distruggendo, e quasi che non gliene frega niente di che noi siamo dentro o fuori, no, esatto. perché e quindi questo è paradossale. Ecco, io non ho mai pensato, non so tu, di poter assistere a questo passaggio, che si No. poteva ipotizzare, ma non di viverlo. Non so se lo vivremo veramente, però prima o poi arriverà. E a questo punto sicuramente ci sono molti più indizi rispetto a prima, perché come dicevi, se non immaginavamo potesse accadere nel nostro arco della vita, è perché vedevamo una situazione di stasi che ora non vediamo più, per cui qualche indizio lo abbiamo. Quanto della narrazione del mondo che fai in questo disco è influenzata dal momento storico che abbiamo iniziato a vivere negli ultimi 5-6 anni? Beh, tantissimo. Io penso che se parliamo di città, insomma, le dinamiche di gentrificazione abbiano influenzato molto la mia riflessione, anche attraverso diverse letture. Ce ne sono anche su Milano, insomma, su altre città italiane. Queste non posso non fare riflettere sull'identità delle città e su come le città trasformano il vissuto dei cittadini. Tu pensa all'aumento folle degli affitti e dei prezzi delle case, cioè quindi sì, sì, siamo a questo è un album più che mai figlio, della riflessione contemporanea. Tra l'altro la gentrificazione è in un racconto lucidissimo in questo disco, questa idea di continuare a costruire perché ci sono nuovi miliardari, sono sempre meno ovviamente, di corsa verso il default, perché alla fine cioè un tetto ci deve essere. La cosa che spaventa, anche ascoltando un po' il percorso, del disco, è che, quando arriverà il default l'impressione è che a pagarlo non siano quei pochi milionari, ma tutti quelli che dalla città sono stati esclusi, perché alla fine la città ehm, è proprio, nasce proprio dall'esigenza dell'uomo di fare comunità, di convivere in una comunità. Tu ne hai fotografato un po' una crisi, ma hai fotografato anche delle storie molto umane in cui ci sono delle forme di resistenza e di tentativo di andare a prendersi qualcosa ancora oggi. Tu oggi nutri in qualche modo, una speranza in questo? Oppure, dato che comunque tu sei un professore e insomma i ragazzi sai bene come ragionano e in che punto della loro vita sono, leggi delle speranze in loro? Beh, insomma, sono 2 domande queste, cerco di riunirle. Beh, io sì, io nutro ancora speranze, nel senso che, poi nelle realtà più piccole, cioè si sviluppano sul territorio, nelle realtà locali, si sviluppano a volte delle episodi di solidarietà, di comunanza, di condivisione che veramente ti fanno ben sperare sul fatto che magari le linee dominanti vanno in un'altra direzione, però tu non puoi arrivare a polverizzare completamente quelle che sono delle dinamiche solidali a volte, che si sviluppano a volte proprio di contrasto rispetto a queste dinamiche invece che vanno in altra direzione. E sì, io vedo nei giovani, anche se li ho visti cambiare tantissimo. Io ho cominciato a insegnare nel 2001, quindi adesso insomma ho visto passare diverse generazioni e sono sempre diverse e sono sempre più autoisolate, potremmo dire. Però nonostante questo io vedo tanta curiosità, sensibilità, oltre che fragilità e disorientamento. Quindi primo ho ancora speranza perché non si può completamente polverizzare quello che è l'aspetto umano comunque anche dei giovani, per quanto disorientati. E poi in secondo luogo credo che la scuola sia ancora una roccaforte, insomma, per un certo tipo di formazione. Ehm La letteratura è un elemento fondamentale, c'è una canzone che è incentrata su Fahrenheit 451, tra l'altro col danno, a proposito insomma di persone che anche proprio nella scena rap sono
fortissime, e la cultura torna, proprio anche la letteratura, si cita James Joyce, anzi c'è proprio una storia bellissima. Tra l'altro, avendo detto questo nome l'ho spoilerato il brano, però insomma torna anche l'importanza di figure che hanno avuto un rapporto con l'arte molto particolare. James Joyce è stato un rivoluzionario vero, uno che ha ribaltato il senso del racconto attraverso il modo del racconto. Artisticamente in giro oggi vedi delle figure interessanti da questo punto di vista, nella letteratura ma non solo, nella musica che ascolti. Per esempio, c'è del rap nella musica che ascolti oggi? Sì, E che rap c'è? sì, beh, allora io continuo ad ascoltare vecchio rap, però mi tengo aggiornato. Quindi insomma, se parliamo di proprio degli delle ultime voci, Ducci per Mamma esempio, mia. cioè è una cosa che ti scalda il cuore Lei sentire sì che fa ben esiste. sperare, Esatto, cazzo, sì. esatto, che comunque ti fa vedere che il talento, ovunque tu lo collochi, in qualsiasi periodo, controllato o meno dall'industria, emerge. Poi tanti altri li castra l'Italia probabilmente, però quando c'è, è lì. E quindi poi io ascolto in realtà moltissimo New Soul e quindi anzi avremo modo di ascoltare Ioria Smith Mm, a luglio mi pare, a Bologna anche addirittura, È quindi una sarà figata sì, assurda sì. quella, sì. Ecco, io diciamo che ascolto ancora tanto rap, però le cose che mi esaltano molto sono le contaminazioni. Forse da sempre, ma ancora di più in quest'ultimo periodo. Forse è un po' il periodo delle contaminazioni, ci sono anche poi le cose in America in questo, un pochino prima ancora succedono. Ci sono tantissimi dischi rap usciti, Doci ne è un esempio, che peraltro ha vinto Best Hip Hop Album ai Grammys, e non è neanche un album, quello lei lo definisce un EP, per cui vabbè, un personaggio di una potenza enorme, ma se uno guarda anche Tyler, the Creator, tu lo definisci pop, ma quel disco ha dentro di tutto. È un periodo ricchissimo di contaminazioni e sembra che ancora una volta la scena black sia un po' rompighiaccio in tutto questo. Sì, perché sai, comunque stiamo parlando di un contesto come quello degli Stati Uniti, dove c'è tanta contaminazione culturale, dove c'è tanta cultura musicale e soprattutto il black continua a essere una surgiva di energia incredibile. Questa cosa, dimmi anche come la pensi tu, io non la vedo in Italia. Io ho un'impressione che stiamo anche vivendo un momento di stasi che qualcuno ha anche cercato, perché la stasi dà delle garanzie e noi siamo un pochino conservatori, forse culturalmente, e l'abbiamo inseguita, no, la formuletta per riuscire a arrivare a determinati risultati. Il rischio è che si crei una patina difficile poi da rompere. La sensazione è che però poi c'è tutto il mondo degli ascoltatori che prima o poi qualcos'altro di nuovo, di dirompente ascolteranno. Quando a me l'impressione è che l'ultimo grosso strappo l'abbia dato la trap in Italia, che all'inizio era difficile fotografare, lo era per noi che ascoltavamo rap, figuriamoci per l'industria, figuriamoci per chi in Italia ha in mano i media. Però quella cosa lì forse è stata assorbita ed è riuscita a trasformarsi in pop. Questa è un po' la mia impressione, in questo momento servirebbe un altro strappo. Sì, Eh, ecco, quello che dispiace è che lo strappo che c'è stato, come hai detto tu, era comunque derivativo. Cioè Chiaramente. non è che era stato inventato in Italia, ma era stato copiato. Allora, se siamo destinati a copiare incessantemente, allora copiamo anche sta Copiamo sta contaminazione, cazzo di cosa, cioè esatto, copiamo anche le cose esatto. belle Sì, sì, oltre che sì. quelle discutibili, ecco. Poi sai, lì ci sono 1000 passaggi perché era derivativa di una cosa già perché la nostra trap arrivava dalla Francia, sicuramente non era quella di Atlanta, per cui però è un momento in cui è difficile, benché no, noi nominiamo Doci, tantissimi nel settore oggi ne parlano, poi ascolti la radio, guardi, cioè da noi arriva pochissimo ed è un artista che ha sfilato a Parigi settimana Sì, scorsa, cioè non è certo. una cosa underground. Ti volevo chiedere invece, tornando un attimo alla letteratura, cos'è che ti è capitato ultimamente magari di leggere che ti ha convinto, se ci sono? Hai letto poi magari degli autori, dei titoli che ultimamente ti hanno colpito? Sì, guarda, io ho una mia piccola rubrica sulla mia pagina Instagram che adesso è in stand-by perché sto pubblicando le cose dell'album, ma adesso ritornerò perché ho letto tante cose che mi sono piaciute ultimamente. Vabbè, io mi sono concentrato, dopo aver dedicato anni a leggere solo letteratura dell'Ottocento
o il realismo magico sudamericano. Negli ultimi 2 anni mi son dedicato molto agli italiani e alla letteratura contemporanea. Sono un grande fan di Antonella Di Petrantonio, lei lo sa, rinnovo la mia stima. No, ultimamente, ecco, devo dire che, oltre a tanti nomi che adesso sinceramente non li ricordo tutti perché ne ho letti veramente tanti e di recente, un romanzo di quelli che proprio ti tirano dentro, che mi ha folgorato completamente, è Espatriati di Mario Desiati, veramente, ehm, folgorante. Ho cercato anche di approfondire tutta la sua opera, diciamo, ma è quello che sicuramente mi ha colpito di più come romanzo. Ehm, prima di uscire dall'intervista, l'ultima domanda è sempre la solita, cioè consigliaci un brano non hip hop con cui chiudere, ma te la dico adesso così ci pensi. Volevo chiederti invece, questo è chiaramente un disco che ci porta in giro. Ci porta in giro per le città e ci porta in giro attraverso delle stories. Hai detto che ne hai girate di metropoli ultimamente. Quanto è importante per te a livello creativo il viaggio, cioè il fatto di misurarti col mondo e di trovarti magari in posti in cui hai bisogno di un po' di tempo per orientarti? Sì, allora io ho bisogno di trovare, purtroppo non ho viaggiato abbastanza per riuscire a farlo veramente, trovare una società che ha un'altra costellazione valoriale, possibilmente migliore, è vero, ma almeno diversa, perché per vedere come possono svilupparsi da altre parti del mondo le stesse cose. Un po' potremmo dire molto velocemente così come si sono sviluppate parallelamente la società occidentale e quella precolombiana, no, che andavano però avevano dei riferimenti diversi, nello stesso pianeta. Ecco, pur spostandomi un po' non sono riuscito ancora a trovare questa cosa qui, probabilmente devo viaggiare di più, ecco. È una cosa complicata perché comunque significa davvero mettersi scomodi in qualche modo, Sì. no, andare anche in situazioni che, sappiamo essere complesse, in più ci vengono raccontate dal nostro punto di vista sempre, per cui sicuramente arrivano più complesse. Va bene, arriviamoci. Un po' ce lo hai detto, c'è il New Soul che sicuramente ti affascina. Partendo un po' largo, te l'ho chiesto per gli autori, ti chiedo, dei dischi, se ci sono dei dischi che ultimamente sono usciti, dentro e fuori dal rap che ti son piaciuti. Certo. Beh, sì, io ascolto, come ti dicevo, molto New Soul, quindi non so, di roba ultima, non so, penso a Pip Millet, per esempio, mi piace molto. Seguo ancora Method Man, quindi Beh, grande! che Questo è un po' il tuo lato tamarro. sì, no, vabbè, però ragazzi ha fatto Beh, ragazzi, scuola, nel Method. senso, secondo me continua a farla Sì, proprio, anche sì. perché, Sì, insomma, sì, continua a sì. lavorare, Sì, quindi sì. Niente, l'ultimo di Einaudi per esempio anche, che mi piace ascoltare per quanto minimale, insomma, quindi vedi vado in tante direzioni, sì. mi mantengo abbastanza aggiornato su più versanti. Sappi che questa cosa è molto hip hop, cioè ascoltare tante cose diverse è molto hip hop e non dovremmo dimenticare che è da questo che è nato questa cultura. Vabbè, l'ultima domanda è proprio questa, quindi consigliaci un brano non hip hop con cui chiudere, che può Non essere... hip hop dici? Sì, che può essere qualcosa a cui sei legato storicamente o qualcosa che hai scoperto ultimamente o qualcosa di storico che hai scoperto ultimamente. Fai quel cacchio che vuoi, praticamente vai dove vuoi. Guarda, per il rispetto che ho per la figura e anche perché ormai nessuno li cita più, perché sembra che rapper e cantautori debbano essere nemici. Sì. Esatto. Anna e Marco di Lucio Dalla. Che bello. Grazie mille Murubutu per essere stato con noi anche a questo giro e buon viaggio al tuo nuovo lavoro. Grazie mille. davvero. Mi sa che mi faccio la doppia H.